Nel 1424, esattamente 600 anni fa, iniziava a Venezia una lunga storia di vocabolari e di incontro tra le lingue. Nel fondaco dei tedeschi, il fontego dei tedeschi, come lo chiamano i veneziani, alloggiavano i mercanti provenienti dalla Germania, i quali non avevano diritto ad avere scambi diretti con la popolazione locale, nemmeno per i loro traffici commerciali, anzi soprattutto per i loro traffici commerciali, e dovevano servirsi di mediatori che appunto facevano da tramiti tra i tedeschi e i veneziani. Questi mediatori potevano essere locali, ma potevano anche essere tedeschi, come sicuramente accade nel caso di un maestro di lingua, un certo Giorgio da Norimberga, Georg von Nürnberg, di cui non sappiamo praticamente nulla, se non che doveva tenere una scuola di lingua proprio nell'ambito del Fontego dei tedeschi, una scuola di lingua per tedeschi, in cui naturalmente si insegnava a comunicare in veneziano, ovviamente, con i mercanti del luogo. Bene, nel 1424 Georg Giorgio da Norimberga pubblica, scrive, compone un glossario, una sorta di vocabolario bilingue veneto-tedesco, accompagnato da un manuale di conversazione, proprio come accade ancora oggi per i vocabolarietti rivolti all'uso dei turisti, per esempio. Comunque, un glossario più manuale di conversazione che è destinato ad avere una notevole fortuna. Alcuni manoscritti rimasti sono sicuramente riferibili a Venezia, altri alla terraferma veneta, altri a altre regioni d'Italia, la Toscana per esempio, segno della notevole fortuna e notevole diffusione di quest'opera, di questi glossari e di questi dialoghi. Come funzionano i dialoghi? I dialoghi mettono in scena con grande efficacia e a fini esclusivamente pratici le situazioni in cui potevano trovarsi i mercanti, situazioni concrete che potevano determinarsi nella vita quotidiana, nel commercio dei panni o degli articoli affini, ma anche appunto nella vita, non so, all'osteria, al mercato, per le strade. Gli scambi di battute immaginati in questi dialoghi si svolgono diciamo, a eco, ogni battuta è ripetuta in veneziano e in tedesco. E accanto a questi manuali di conversazione, accanto a queste brevi conversazioni, questi dialoghi, ci sono degli elenchi di parole che non sono riportate in ordine alfabetico dalla A alla Z, ma divise per materie, un po' come succede nei moderni vocabolari ragionati, lessici ragionati. Sono evidentemente dei supporti didattici indispensabili per chi appunto all'epoca voleva familiarizzarsi con la conversazione italo-tedesca o veneto-tedesca. Ci sono due mercanti che si incontrano in questi dialoghi e che scambiano impressioni, notizie, alternando appunto il veneziano e il tedesco. Lodà sia Dio, dice uno, e poi viene tradotto, Gelobt sei Gott, tu sa ben lodar la tua roba, dice un mercante all'altro mercante, e subito si legge la traduzione, du kannst wohl dein Hab loben, e così via. I due mercanti poi vanno a mangiare e scherzano, emerge il topos del tedesco robusto bevitore, di pura anche ti così che i tedeschi si imbriaghi, a un certo punto dice il mercante tedesco, ma la sua battuta viene riportata naturalmente anche in veneziano. Bene, questo libro, questo curioso manuale di conversazione, a cui, ripeto, si accompagna un glossario, cioè un vero e proprio lessico bilingue, viene ben presto imitato. Viene ripreso, viene arricchito, viene ampliato, viene modificato. Appena
inizia, cioè di lì a poco, l'età della stampa, questo libro diventa un libro stampato, diventa un introito e porta, cioè un'introduzione, un avviamento allo studio delle due lingue, rivolto a chi vuole imparare il tedesco. Naturalmente in questo caso il libro è rivolto a un pubblico italiano e curiosamente, ma significativamente, fin dal titolo, fin dal frontespizio, si rivolge non alle persone colte, non agli intellettuali o ai letterati, ma si rivolge ai mercanti, ai commercianti e alle donne, insomma a chi volesse apprendere queste lingue per ragioni, per finalità totalmente pratiche. Alla stampa del 1477 seguiranno nei decenni e nei secoli successivi varie altre edizioni in cui questo iniziale nucleo italiano-tedesco si arricchirà progressivamente. Già a Roma nel 1510 le lingue saranno diventate 4, oltre al tedesco e all'italiano ci sono il francese e il latino, poi diventano 5, latino, italiano, francese, spagnolo, tedesco, e così via. Nel corso del 5, cioè del XVI e ancora del XVII secolo. Ecco, questo che ho in mano, per esempio, è uno dei molti prodotti di questa ricca filiera, un dictionariolum, cioè un dizionarietto, octolinguarum, di 8 lingue, latine, gallice, belgice, teutonice, ispanice, italice, anglice e portugalice, cioè insomma c'è il latino, c'è il francese, il belgico, cioè il fiammingo, il neerlandese diremmo, il tedesco, lo spagnolo, l'italiano, l'inglese e il portoghese. Questo esemplare che ho in mano, questa edizione, fu stampata a Venezia nel 1677 e funziona affiancando liste di parole che si trovano in colonna. In questo caso appunto le colonne sono quante sono le lingue, 8, sono 8 colonne, quante sono le lingue riportate in questo dizionario. E ancora in questa edizione, come in molte altre edizioni simili, vedete è un libro piccolo che si tiene in tasca, un tascabile dell'epoca. E dicevo ancora, in questa edizione si trova il manuale di conversazione, si trova questa breve raccolta di conversazioni, di dialoghi plurilingui. Quello che è interessante in questa filiera, che prosegue ininterrottamente, almeno fino al XVIII secolo, almeno fino al Settecento, è che questi vocabolari, a differenza dei grandi vocabolari delle tradizioni colte europee che a partire dall'inizio del Seicento, quindi più tardi, diventano le opere di riferimento per le grandi lingue di cultura europea. Pensiamo in Italia al vocabolario della Crusca che si stampa nel 1612, a differenza di queste grandi tradizioni colte e basate soprattutto sullo spoglio e sulla descrizione di testi letterari, questi dizionarietti, questi vocabolarietti, questi manuali di conversazione che originano tutti dall'antico antenato composto nel 1424, sono rivolti appunto a un pubblico poco colto e a un uso pratico. Pellegrini, militari, diplomatici, mercanti naturalmente. Una tradizione che dunque scopriamo essere più antica e in origine del tutto indipendente dalla linea maestra della lessicografia italiana, che invece è incentrata sullo scrutinio delle grandi opere letterarie della Toscana medievale e sullo spoglio del portato di quel secolo d'oro, il Trecento toscano, che ha costituito il punto di riferimento per la grande tradizione lessicografica italiana. Ma questa è un'altra storia, quella che raccontano i manuali di conversazione, i glossari e i dizionarietti che discendono dalla vicenda svoltasi a Venezia 600 anni fa grazie a Giorgio da Norimberga. Questa storia è una storia
di lessicografia che possiamo, come qualcuno ha fatto, definire di uso popolare.